La normativa varata appunto dal governo per derogare al vincolo di esclusività è a un punto morto, vorrei dire, nel senso che non ha a tutt'oggi avuto l'effetto desiderato. Vuoi perché i turni già massacranti che il personale deve eseguire all'interno delle proprie unità operative non gli consente di avere il tempo, di avere la possibilità di organizzarsi per operare anche all'esterno della struttura di appartenenza. Vuoi anche per problemi fiscali perché superando un certo limite di reddito poi vengono anche a perdere quello che è tutto l'assetto di alcuni bonus che comunque vanno a vanificare poi il lavoro che andrebbero a fare. Vuoi perché anche il rispetto delle 11 ore sacrosanto assolutamente, vuoi la legge sull'orario di lavoro, vuoi che non hanno il tempo matematico di organizzarsi, quindi di fare una programmazione in un altro ente e poi non rispettarlo, questo non potrebbe essere possibile. Le aziende dicono che loro rilasciano nella quasi totalità le richieste, le evadono, quindi potrebbero farlo, però nella realtà è molto diversa, ovvero chi chiede sono pochi e tutti gli altri vorrebbero, ma non è che non vogliono, non possono per i motivi di cui prima, ecco. Siamo fermamente convinti che le risorse messe nel tavolo da parte del governo non siano sufficienti. Diciamo che nel contratto precedente si era messo qualcosina in più per andare a finanziare il sistema degli incarichi, sistema che come impianto non è male, funziona, ma come tutte le cose, come tutti i progetti, oltre che il progetto stesso ha bisogno di gambe per camminare, è un termine che uso spesso proprio perché che cosa sono le gambe in questo caso? Sono i soldi per poter finanziare questi istituti, cosa che ad oggi non c'è. Se vogliamo fare tutte queste cose dobbiamo veramente capire che lo Stato deve spendere se vuole una sanità di qualità, se vuole salvare il proprio servizio sanitario nazionale come è stato, ricordo, io sono in età ormai in cui i ricordi hanno una parte quasi predominante nella mia mente, l'833 e 78 è andata per questo, è una grande incompiuta, poi è successo di tutto, da 502 altre leggi e ne abbiamo viste di ogni credo. Dobbiamo imparare appunto e ritornare agli inizi dalla 833 su quel fattispecie. Chiaramente il mondo è cambiato, anche la sanità è cambiata, però con quello spirito che era sicuramente era notevole dal punto di vista delle intenzioni.